Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Sia gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Lodato sempre sia o Maria concepita senza peccato. Gesù mio, perdona. Regina della pace. Quarto mistero gaudioso, contempliamo la presentazione di Gesù bambino al Tempio. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, Signore è con te. Oggi, signora Maria, più del sindaco, ma più del vescovo direi, come un vescovo. Però c'è sempre uno che è più di tutti, che è Gesù, e ora insieme lo vogliamo ringraziare con questa Eucaristia. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. La grazia e la pace del Signore nostro Gesù Cristo, l'amore di Dio Padre e la comunione dello Spirito Santo sia con tutti voi. E con il tuo spirito. Vogliamo in questa Eucaristia ringraziare il Signore. La stessa parola Eucaristia significa ringraziamento, e il ringraziamento che facciamo a Dio del suo Figlio Gesù, che ha offerto la sua vita per noi sulla croce, morendo, risorgendo, ci ha salvato dalla morte e dal peccato. E lo ringraziamo in una maniera tutta speciale in questa Eucaristia per questi 100 anni di Signora Maria Carrus, affidando al Signore
tutto quello che c'è nel cuore di Signora Maria, tutto il passato ma anche il futuro, affidando i desideri, le preghiere che accompagnano sempre il cuore di Signora Maria. Però all'inizio di questa Santa Eucaristia ci rivolgiamo al Signore con umiltà, riconoscendoci deboli, fragili, peccatori e invocando la misericordia infinita del Signore. Confesso a Dio Onnipotente e a voi fratelli che ho molto peccato in pensieri, parole, opere e omissioni, per mia colpa, mia grandissima colpa, e supplico la Beata sempre Vergine Maria, gli angeli santi e voi fratelli, di pregare per me, Signore Dio nostro. Dio Onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Amen. Che sperimentiamo la potenza della tua misericordia per dedicarci con tutte le forze al tuo servizio. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo,
silenzio per ascoltare la parola di Dio. Pregherei di tenere il raccoglimento e anche i fotografi durante la liturgia della parola di stare fermi proprio per dare l'attenzione giusta alla parola di Dio. Disse a Mosè: va, scendi, perché il tuo popolo che hai fatto uscire dalla terra d'Egitto si è pervertito. Non hanno tardato ad allontanarsi dalla via che io avevo loro indicato. Si sono fatti un vitello di metallo fuso, poi gli si sono prostrati dinanzi, gli hanno offerto sacrifici e hanno detto: ecco il tuo Dio, Israele, colui che ti ha fatto uscire dalla terra d'Egitto. Il Signore disse inoltre a Mosè: osservate questo popolo, ecco, è un popolo dalla dura cervice. Ora lascia che la mia ira si accenda contro di loro e li divori. Di te invece farò una grande nazione. Mosè allora supplicò il Signore, suo Dio, e disse: perché, Signore, si accenderà la tua ira contro il tuo popolo, che hai fatto uscire dalla terra d'Egitto con grande forza e con mano potente? Ricordati di Abramo, di Isacco, di Israele, tuoi servi, ai quali hai giurato per te stesso e hai detto: renderò la vostra posterità numerosa come le stelle del cielo. E tutta questa terra, di cui ho parlato, la darò ai tuoi discendenti e la possederanno per sempre. Il Signore si pentì del male che aveva minacciato di fare al suo popolo. Parola di Dio. Rendiamo grazie a Dio. Ricordati di me, Signore, nel tuo amore. Ricordati di me, Signore, nel tuo amore. Pietà di me, o Dio, nel tuo amore. Nella tua grande misericordia cancella la mia iniquità. Lavami tutto dalla mia colpa, dal mio peccato rendimi puro. Ricordati di me, Signore, nel tuo amore. Crea in me, o Dio, un cuore puro. Rinnova in me uno spirito saldo. Non scacciarmi dalla tua presenza e non privarmi del tuo Santo Spirito. Ricordati di me, Signore, nel tuo amore. Signore, apri le mie labbra e la mia bocca, proclami la tua lode. Uno spirito contrito è sacrificio a Dio. Un cuore contrito e affranto tu, o Dio, non disprezzi. Ricordati di me, Signore, nel tuo amore. Dalla prima lettera di San Paolo Apostolo a Timoteo. Figlio mio, rendo grazie a colui che mi ha reso forte, Cristo Gesù Signore nostro, perché mi ha giudicato degno di fiducia, mettendo al suo servizio me, che prima ero un bestemmiatore, un persecutore e un violento. Ma mi è stata usata misericordia, perché agivo per ignoranza, lontano dalla fede, e così la grazia del Signore nostro ha sovrabbondato insieme alla fede e alla carità che è in Cristo Gesù. Questa parola è degna di fede e di essere accolta da tutti. Cristo Gesù è venuto nel mondo per salvare i peccatori, il primo dei quali sono io. Ma appunto per questo ho ottenuto misericordia, perché Cristo Gesù ha voluto in me per primo dimostrare tutta quanta la sua magnanimità, e io fossi di esempio a quelli che avrebbero creduto in Lui per avere la vita eterna. Al Re dei secoli, incorruttibile, invisibile e unico Dio, onore e gloria nei secoli dei secoli. Amen. Canta alleluia al Signore. Signore.
oggi siamo invitati anche dalla parola di Dio che abbiamo ascoltato a magnificare il Signore per la sua infinita misericordia, questo amore di Dio che è stabile per sempre. Lo abbiamo anche pregato nel Salmo responsoriale: ricordati di me, Signore, nel tuo amore. Sì, perché anche quando l'uomo si allontana da Dio, anche quando l'uomo è infedele, Dio rimane fedele per sempre. Il suo amore non viene mai meno, la sua misericordia è davvero una roccia stabile per sempre. E oggi magnifichiamo il Signore per ogni dono ricevuto, in modo particolare da Signora Maria. Io voglio solo all'inizio dell'omelia ricordare alcuni doni particolari fissati nella storia di Signora Maria. Il primo dono certamente è il dono della vita, che oggi ricordiamo 100 anni fa, il 10 settembre 1916, dai genitori Marcello Carrus e Zacchedu Doloretta. Ha ricevuto il battesimo pochi giorni dopo, il 19 settembre, quindi pochi giorni dopo la nascita è stata battezzata. Ha ricevuto la cresima il 5 giugno 1921 e la prima comunione il 22 aprile 1923. E ha celebrato il sacramento del matrimonio con Elia Digas il 28 ottobre 1937, da cui sono nati i loro carissimi figli e hanno costruito insieme la loro famiglia. Questi sono alcuni dei tanti doni ricevuti da Signora Maria in questi 100 anni. Certamente i doni della fede sono i doni più importanti ricevuti. Vi dicevo, è la parola di Dio che ci invita a guardare questo amore che il Signore dà a ciascuno di noi, come oggi Signora Maria ci testimonia, ha dato anche alla sua vita. Perché abbiamo sentito nel Vangelo, siamo quasi circondati, assediati dall'amore di Cristo. Un amore che non ci lascia mai perdere, anche quando noi ci allontaniamo, anche quando noi ci smarriamo, come succede alla pecorella della parabola del Vangelo, come succede alla moneta perduta, come succede al figlio il prodigo che si allontana dalla casa del padre. Siamo noi che ci allontaniamo da Dio, ma c'è una certezza: Dio rimane per sempre. Dio è quel pastore che va a cercare la pecorella che si è smarrita. Dio è quella donna che spazza tutta la casa. Ci dice il Vangelo, accende la lampada. La lampada, cosa ha fatto Dio per trovarci? Ha acceso la lampada della parola di Dio. Ha spazzato, è andato a cercarci nella spazzatura, perché il peccato ci ha fatto questo, ci ha ridotti a nulla, ci ha allontanati da Dio. Dio invece ci è andato a prendere nella spazzatura. L'abbiamo sentito anche nella seconda lettura. San Paolo ci diceva: Cristo Gesù è venuto per i peccatori e di questi il primo sono io. Dio è venuto a cercarmi, Dio è venuto a salvarmi. Non abbiamo letto la forma lunga dove ci parla della parabola del figlio il prodigo, conosciutissima, l'immagine, possiamo dire, di questo anno della misericordia che Papa Francesco ci ha donato, dove al di là del figlio minore che se ne va lontano dal padre, al di là del figlio maggiore che vive come uno schiavo in casa, c'è una presenza costante che è il padre che con il suo amore non viene mai meno, che rimane per sempre, aspetta il figlio. Il figlio si rende conto, quando il figlio minore cade in disgrazia, cade a pascolare i porci, dice il testo del Vangelo, voleva mangiare delle ghiande dei porci, ma nessuno gliene dava. Cioè questo figlio si accorge che a nessuno gliene importava di lui, solo ad uno,
gli importava del figlio minore, cioè al Padre. E per noi questo è davvero il messaggio più importante che oggi anche Signora Maria ci dà. C'è solo una cosa che rimane ferma nella nostra vita ed è l'amore di Dio. L'amore di Dio che non viene mai meno, anche quando noi ci smarriamo, anche quando noi ci perdiamo. Egli è sempre quel Padre misericordioso che basta che gli diciamo Padre e Lui ci abbraccia. E Lui si getta su di noi, ci riveste, ci ridà la dignità. Basta che noi riconosciamo di aver mancato contro di Lui. Diceva il Papa in un Angelus che noi ci stanchiamo di chiedere perdono a Dio. Siamo noi che ci stanchiamo di chiedere perdono a Dio. Dio non si stanca mai di perdonare, perché Dio è amore. Dio non si stanca mai di amare, perché è un Padre che non dimentica e non abbandona mai i Suoi figli. Ecco allora perché dobbiamo dire grazie, anche con Signora Maria, perché Dio non è venuto mai meno. Signora Maria ha vissuto i secoli più bui della storia, il secolo scorso certamente il secolo in cui l'umanità ha perso quello che era se stessa. Pensate alle guerre, l'opprobrio dell'Olocausto. Signora Maria è stata testimone di questi momenti così terribili della storia. Purtroppo sta vedendo anche questi tempi, il tempo del terrorismo. Eppure in tutto questo percorso cosa c'è stato sempre nella sua vita? C'è stato sempre l'amore di Dio, quell'amore di Dio che ha anche cercato di trasmettere alla sua famiglia. Mi diceva stamattina, la mia preoccupazione è sempre stata che i miei figli crescessero buoni, che crescessero sempre nel bene. Ecco, questo ci dice come lei ha imparato da Dio, perché Dio vuole sempre che noi cresciamo nel bene, che noi camminiamo nel bene. Ecco allora davvero oggi magnifichiamo il Signore per la sua infinita misericordia, per questo amore di Dio che ci circonda. Dice San Paolo, io sono stato conquistato dall'amore di Dio, sono stato disarmato dall'amore di Dio, ero il più grande dei peccatori, ero un persecutore, dice San Paolo, ma l'amore di Dio mi ha risollevato. Cristo Gesù è morto per me, ha dato la sua vita per me. Ciascuno di noi può avere e può mantenere questa certezza, che Dio lo ama. Ciascuno di noi può, in tutto il suo percorso di vita, travagliato, con difficoltà, avere per sempre l'unica garanzia, che l'amore di Dio non viene mai meno. Sia lodato Gesù Cristo. Molte interviste di già, sì.
Venga!